È finita così a Via del Mare. 4 palloni per il Toro e a casa Torino. Un grande Lecce, amici. Che Lecce abbiamo visto oggi? Che Lecce abbiamo visto? Finalmente la vittoria che aspettavamo. La prima vittoria casalinga del Lecce. Meritatissima. Primo tempo 2-0, secondo tempo 4-0. Cioè 2 gol a tempo. Ha vinto la partita per 2-0 in entrambi i tempi. Allora, in rete sono andati De Jong che ha fatto un grande gol, si è anche emozionato per il gol, poi segna Barak su un erroraccio del Torino, su Gigino, come si chiama, che lascia il pallone lì e Barak fa un gol, cioè proprio la ciliegina sulla torta, glielo lascia lì e la butta dentro. Poi segna anche la Padula sul calcio di rigore e ancora una volta Falco che anche lui fa un grandissimo gol da fuori area. Falco che secondo me è il giocatore di qualità che ha questo Lecce, ancora una volta presente nelle reti della squadra giallorossa, ma un Lecce che fa la partita, è Lecce a fare la partita, è Lecce è a dominare questa partita, ha creato occasioni su occasioni e alla fine il risultato è meritatissimo. Torino, poca roba, Torino che fa tanti errori difensivi, prende veramente tantissimi gol lì dietro, il Torino è da rivedere assolutamente. Sirigu è l'unico che si potrebbe salvare, oggi veramente un Torino lento, un Torino che non sapeva come muoversi in avanti, tutti ammucchiati lì, non si vedevano movimenti, non si vedeva velocità, non c'è stato mai gioco, non ha avuto mai un gioco questo Torino oggi a Lecce. Invece a Lecce la cosa opposta, un Lecce che si muovevano tutti per bene, ognuno nella sua posizione, si facevano trovare sempre pronti, proprio nell'occasione del gol, come è stato per Barak, come è stato così per lo stesso De Jong, sempre pronti a buttarla dentro, lo stesso Falco, poi un calcio di rigore che c'è, la Padula trasforma anche il 4-0, niente, voglio una vittoria straordinaria del Lecce che si prende 3 punti pesanti perché Lecce vincendo oggi si stacca un po' dalla zona calda, dalla zona retrocessione. 3 punti veramente d'oro questi del Lecce che trova finalmente la prima vittoria casalinga. Torino, voglio. Il Torino è da rivedere, come ripeto, un Torino poca roba oggi, veramente poco Torino, mi aspettavo di più, mi aspettavo quantomeno, almeno nel secondo tempo, che facesse un gol per riaprire la gara, così non è stato. Il Lecce ha retto bene anche in fase difensiva, Lucioni ha fatto una grande partita, così come l'altro difensore centrale. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello 87 e andate tutti quanti a Via del Mare a prendere 2 palloni. 2 palloni, 2 palloni. Buona serata a tutti amici. Da Napoliello 87 e forza Naples!